Buone stelle da Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Ben ritrovati a tutti amici dell'oroscopo in questa giornata, questo 15 settembre che va a segnare la metà di questo mese. Andiamo a seguire le ultime novità con le stelle di Radio.0 e quindi lasciamo subito la parola a loro e iniziamo dall'Ariete. Un'analisi poco attenta e confusa vi ha fatto andare nel pallone. Dovrete fare i conti con l'ostinata luna in Capricorno, infatti, e con qualche seccatura in più. Ora riprendete il controllo, se l'avevate perso non agite, mi raccomando, d'impulso, perché sarebbe la cosa peggiore. Toro, un vento romantico vi sospinge verso inattesi lidi. Il trigono Luna-Urano vi fa sentire in grado di scalare le vette più elevate delle vostre emozioni. Avete saputo in questi ultimi giorni cogliere un particolare che ha fatto davvero la differenza, ma non è ancora il caso di riposare. Gemelli, cercate di non preoccuparvi troppo di ciò che fanno gli altri, a meno che la cosa non vi tocchi da vicino. Ognuno è libero, si sa, siate solo voi stessi. Ricentratevi in più se una persona vi ha destabilizzato o vi ha irritato con un atteggiamento un po' indisponente. Cancro, riconoscete le vostre paure inconsce per poterle poi vincere. Non volerle vedere purtroppo non le elimina e non cambia la loro sfera d'azione. Con l'opposizione lunare vi siete fermati in questo ultimo periodo alla concretezza, ma l'essenziale, ricordatelo sempre, è invisibile agli occhi. Leone, superate momenti di stanchezza pensando intensamente all'obiettivo che volete raggiungere ed avrete forza di volontà a sufficienza per farcela. Lasciate inoltre che gli altri vadano per la loro strada, non sprecate energie cercando di convincere per forza qualcuno. Vergine, la seria luna in Capricorno vi permette di guadagnare punti preziosi oggi e di alzare l'asticella. Questo vuol dire che non vi dovete accontentare. Le prospettive vi si aprono mano a mano e anche voi andrete a capire meglio ciò che desiderate davvero in questo periodo. Bilancia, potreste essere irritati oggi da alcune considerazioni a sproposito. Non ve la prendete troppo, però siete sotto il tiro della quadratura lunare con Mercurio e anche questo fa la differenza. Sarebbe meglio in più rimandare un incontro di lavoro importante. La concentrazione oggi infatti non è al massimo. Scorpione, aiutati da un amico e dalla luna in Capricorno faticherete molto meno del previsto. Piccole sorprese positive rallegrano la vostra giornata questo vostro mercoledì. Montare l'ultimo mobile acquistato si rivela per voi un gioco da ragazzi. Non vantatevi in giro però. Sagittario, scelte poco attente potrebbero causarvi un piccolo guaio a cui potete facilmente rimediare, ma potendo prevenite. Siate più riflessivi inoltre, resettate la vostra bussola interiore prima di prendere una decisione importante, non temete nulla. Capricorno, vorreste risolvere in maniera concreta alcuni intoppi, ma i capricci della luna con Mercurio vi faranno perdere parecchio tempo prezioso. Per fortuna, dall'altra parte la fantasia di Urano è dalla vostra, un colpo di genio e voilà, presto tutto sistemato. Acquario, avete il timore che qualcuno vi raggiunga e vi sorpassi. Vi pensavate in vetta alla classifica, ma forse dovrete rivedere la vostra posizione. Lottate sempre per i vostri ideali, come vi consiglia anche Marte, ma poi non fate in una questione di stato. Umiltà prima di tutto, riconoscete dove avete errato. E chiudiamo infine con i pesci. Alcuni segreti potrebbero essere svelati troppo facilmente e con troppa superficialità. Se un amico si fida ciecamente di voi, aiutatelo. Il partner in più vi invita a rivedere alcune circostanze. Se ultimamente siete stati poco presenti, adesso è tempo di rimediare. Ed è tutto quindi anche per questa giornata di metà settimana, allo stesso tempo di metà mese. Noi con le nostre stelle di settembre ci ritroviamo domani con tutte le novità. Intanto auguriamo una buona giornata a tutti e naturalmente buona fortuna! Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Radio.0